Legambiente, CAI, WWF scendono in campo contro il progetto per lo sfangamento del bacino artificiale di Verzenis e chiedono alla Regione soluzioni meno impattanti per Ambiesta e tagliamento. Secondo il progetto di Repower, che prevede fanghi che vengono prelevati da una draga nei pressi della diga e poi gettati nel torrente Ambiesta. Secondo le associazioni, nonostante il dragaggio sia il sistema migliore rispetto a quello che ha devastato il Lumiei, comporterà effetti non migliori di quelli prodotti per lo svaso del bacino di Sauris. Tra l'altro, attraverso le condotte forzate, acque torbide potrebbero raggiungere il lago di Cavazzo per tutta la durata delle operazioni. Gli ambientalisti suggeriscono di praticare svasi graduali che riducano le concentrazioni di corpi solidi e per evitare che il livello di torbidità delle acque scaricate nell'Ambiesta sia troppo elevato rispetto a quanto previsto da altri regolamenti regionali. La soluzione proposta da Repower, che prevede invece di sedimentare nel torrente un terzo dei materiali per lasciare fluitare nel tagliamento i residui di 2/3, comporterebbe forti rischi per mantenere l'integrità dell'ambiente. Più di 100 persone hanno partecipato questa mattina a San Giorgio di Resia per dire no ai 5 progetti di centraline idroelettriche sul torrente Resia. Associazioni ambientaliste e comitati hanno incontrato alcuni consiglieri regionali e l'assessore regionale Sara Vito. Anna Miceli, lei è del comitato No Centraline per la Valresia. Nelle immagini che voi ci avete fornito si vedono tante persone appartenenti a comitati che non sono solo della Valresia. Che cosa avete voluto dire oggi? Abbiamo voluto dire che noi ci siamo vivi, vegeti e custodi della nostra terra, quindi non ci stiamo al fatto che vengano realizzate delle centraline idroelettriche su Resia, che è uno dei 2 soli corsi d'acqua rimasti ancora integri in regione, l'altro l'Arzino. Questa era una giornata importante per noi, significativa, proprio per ribadire questo concetto. Insieme a questo abbiamo raccolto più di 2000 firme con una petizione che stiamo portando avanti, che si concluderà verso fine agosto, con la quale chiediamo alla Regione di riconoscere le peculiarità del torrente Resia e di inserirlo in un elenco di torrenti e corsi d'acqua rimasti ancora integri, che vadano tutelati e mantenuti tali anche per le generazioni future. Noi di questo ci facciamo portatori e siamo proprio custodi di questo patrimonio che ci è stato lasciato in eredità dai nostri avi. Senta, perché Resia è minacciato? È minacciato perché ci sono interessi economici molto forti intorno al discorso delle centraline idroelettriche, con degli incentivi importanti. Chi ha soldi riesce a farne ancora di più realizzando questi impianti, dove i tempi di rientro dell'investimento sono brevi e con soldi facili successivamente, insomma guadagni anche importanti. Per cui siamo molto appetibili. Se noi ragioniamo sui numeri, nel 2011 c'erano 158 impianti idroelettrici in tutta la regione, di cui 130 in montagna. Tra il 2012 e il 2013 sono state presentate 77 nuove richieste e anche corsi d'acqua come Resia e l'Arzino, mai toccati fino ad ora, su questi sono state presentate ulteriori progetti, ulteriori richieste. Quindi su questo la gente, gli abitanti della valle non ci stanno, non vogliono diventare anch'essi insomma merce facilmente da poter mettere in vendita, ecco, e subire questo assalto alla diligenza senza raccontare e dire la loro e comunque far presente che ci sono e vivono il territorio.